Momento della corsa tris quarte quinte, in 12 al via, Vastom dei Mag, Amber Kronos, Zapping Siute del Ronco, Pensiero Adri, Periclet Tab, in seconda linea Verissima, Z dei Venti, Villa Caccia Jet, Ulrica Meni, Ravaneo Spritz, Zuel Gal. Questo lo schieramento, con favori netti per Amber Kronos ed Enrico Bellei numero 2, macchina che stacca la velocità di Amber Kronos che conquista la testa contro Pensiero Adri che è velocissimo al suo esterno, cerca di impensierirlo, più indietro c'è Vastom dei Mag che però si getta di galoppo. Numero Pensiero 1 Adri Vastom insiste, dei poi Mag può cercare di sistemarsi in seconda posizione, lo fa dopo 200 metri abbondanti. Intanto 14,4 il lancio per il leader Amber Kronos che conduce quindi dopo 350 metri numero di gara. 10 Ulrica Meni squalificato. Villa Caccia Jet, via via tutti gli altri. Intanto il quarto in 30 ha cercato subito di moderare l'andatura Bellei con Amber Kronos che continua a guidare. In quarta posizione c'è Ute del Ronco, mentre per corsie esterne è rimasta scoperta Ulrica Meni. Se ne vanno i 600 in 46,6 con leader Amber Kronos, quota finale di 1,68 per l'allieva di Enrico Bellei. Seconda posizione per Pensiero Adri che precede sempre Villa Caccia Jet, mentre all'esterno c'è il numero 11 Ravaneo Spritz che cerca di farsi luce. Cavalli che hanno completato in 1,1,9 i primi 800 metri di gara. Ora sta tornando ad accelerare Amber Kronos, Pensiero Adri in scia. Poi Ravaneo Spritz che supera parzialmente Villa Caccia Jet e tenta l'aggancio con Pensiero Adri che è in seconda posizione. Intanto accelera ancora Amber Kronos su Ravaneo Spritz, mentre Pensiero Adri in leggera difficoltà è avvicinato da Villa Caccia Jet. Gli altri più indietro, con Zuel Gal che trova dei varchi interni, retta d'arrivo con Amber Kronos in netta evidenza. Amber Kronos nel finale ha due lunghezze abbondanti di margine, deve difendersi dagli ultimi attacchi di Ravaneo Spritz che non può essere che secondo. Il terzo posto è per Pensiero Adri. 1,16,2 il ragguaglio conclusivo per Amber Kronos che ritorna al successo. Enrico Bellei in percorso di testa per il training di Giorgio Cassani. Andiamo a rivedere le fasi finali. Amber Kronos sostenuto a dovere nelle battute conclusive da Enrico Bellei. Contiene un ottimo Ravaneo Spritz che conferma il momento magico e anche oggi si fa 1 chilometro allo scoperto, correndo davvero molto bene e arrivando al sediolo del leader. Secondo posto quindi per Ravaneo Spritz, al terzo finisce il numero 5 Pensiero Adri che precede nell'ordine probabilmente Zuel Gal e Villa Caccia Jet che dovrebbero completare il quartet e il quintet. Aspettiamo però l'ufficializzazione dell'ordine d'arrivo.